ha parlato così di cose proprio stranissime, che io quando parlo dei tedeschi, ragazzi miei, non mi fermo più, perché mi ricordo della prima guerra mondiale, non perché l'abbia fatta io, anzi non so se voi l'avete fatta, peccato, perché era veramente mondiale, dice proprio la prima guerra. E c'erano le trincee, quella volta c'era la guerra di trincea nel 15-18, no? Tedeschi da una parte, italiani da quell'altra. Italiani furbissimi, sempre furbi, no? E approfittando del senso i tedeschi sono molto ligi loro, no? Loro sono severi. Gli italiani cominciavano verso le sera. Fritz! Dalla trincea tedesca si alzava su del tedesco. Jawohl! E l'italiano e lo colpava. E ogni giorno, Franz! Jawohl! Cioè, se il comitato tedesco si riunisce e dice, qua ne coppa troppi di stimati. Fermo che anche noi è scherzetto di domani. Fermo, qual è un nome comune italiano? Ma non so, Antonio, ecco, Antonio è un nome. Domani sera che la primo. Nell'oscurità, ecco, ti senti dalla trincea tedesca. Antonio! Antonio! Dalla trincea italiana. Chi sei? L'amico del Fritz? Jawohl! E dopo, come dire, cosa fa schifo?